al via dopo il ritiro di Giglio del Cigno, che era partente con il numero 6. 7 in prima, sola OK in seconda fila. Non partecipa al lancio Lorenz del Ronco, almeno in un primo momento. Dall'esterno Noir, sopravanza Mocambo ATC, a largo c'è Orloff Starlight. Noir che guida su Mocambo, Orloff, poi Norris Griff, in quarta posizione allo steccato. Si va a completare la prima curva con posizioni invariate e a comandare c'è Noir, un po' a sorpresa. Vediamo i primi 400 metri, 30 e mezzo, tranquilli per Noir con Jenny Scherillo. Noir a controllare su Mocambo, pedine esterne Orgoglio Diff, tallonato e preso come punto di riferimento da Lorenz del Ronco. 45-1, datura costante, Orloff Starlight segue terzo in corda, Norris Griff quarto, pedine esterne anche Oidi Oggetti, il gruppetto chiuso da OK. Si va così sulla seconda piegata che si completa gli 800 in 1-1, ha avuto problemi Oidi Oggetti in piegata, e allora Mocambo prova a non farsi coprire da Orgoglio Diff, che si porta sempre dietro Lorenz, mentre davanti Noir accelera. Noir giunge a 1 chilometro in 1.15,6 con 14,6 di frazione. E Orgoglio in difficoltà sulla retta opposta, lascia Mocambo in seconda posizione e Lorenz in terza. Si va ad attaccare la curva di fondo con Noir su Mocambo che si prepara, poi Lorenz che deve essere richiesto però in terza posizione davanti a Orloff Starlight. Noir su Mocambo che aspetta per sferrare l'attacco, poi Lorenz addirittura vede Noir con una di vantaggio su Mocambo che però si affaccia all'esterno, poi prova ad unirsi anche Lorenz del Ronco. Mocambo e Lorenz che vanno all'attacco di Noir, Noir di dentro, Mocambo che sta passando al largo, Mocambo ATC, Vincenzo Luongo su Noir e Lorenz molto vicini per la seconda moneta. 2 minuti per chi vince, 1.15,4 l'ufficiale, Mocambo ATC, il Silver Pine del signor Bellopede, il training di Osvaldo Tommaselli, Vincenzo Luongo impeccabile nello schema, secondo alla corda, ha sfruttato il ritmo di Noir e in arrivo si è imposto chiaramente allo stesso Noir che dovrebbe probabilmente aver conservato la miglior piazza dall'affondo di Lorenz, i due sono vicini ma dovrebbe essere ancora il 7 di Noir davanti all'8 di Lorenz del Ronco che ha provato a correre di rimessa in pista grande ma non è stato particolarmente incisivo negli ultimi metri e quindi l'arrivo dice 2, 7, probabilmente 8.